Meraviglia, meraviglia. Meraviglia. Sapere che lo possiamo dire, decine di Dai. migliaia vedono questa Vero, trasmissione. grazie, veramente. siete meravigliosi, Perché siete seguiteci. meravigliosi. Voglio salutarvi, abbracciarvi, ma non posso. Perché? Nel Che senso... non salutare lei. Ah, ma che c'entra Lei, adesso? la mia camera. No. Per poi lei e anche lei. E anche lei, tutti. Quella che Ce vi l'abbiamo rende tutti, ragazzi, un primo tutti. piano prezioso. Certo. E poi salutiamo la camera dell'artrosi cervicale. Scusami. Dai, prego, dai. Poi c'è Scusami. Anita! Cioè, che è la più piccola hai di finito? tutte. Non lo e so. chi ci toglie dai malati? Lo zio Gianni. Lo zio Gianni. Vuoi salutare qualcun No, altro? no, La devo pignata, salutare. chi vuoi Noi salutare? abbiamo avuto una Le mail poltrone. di Carlo Sassolini, E chi è Carlo Sassolini? il cugino di Carlo Pettini, il presidente di Slow Food. Ah, è il suo cugino? Uno si chiama Petrini e uno E Sassolini. a noi sempre chi ci ha nella scritto? stessa razza. Sassolini? Sì, Sassolini, che è sempre la stessa razza di Pettini, Ah. capito? Presidente di Slow Food. Praticamente ci ha scritto: ragazzi, continuate così, e soprattutto Desiree mi ha detto continua. Grazie Presidente, Senti grazie. che ha detto continua Grazie. continua a Grazie. fare quello che facevi prima di cucinare. Cioè, in che senso? Scusa? Niente. Che No, meglio. ma come Presidente? Ma non è carino. Devo dire veramente, oggi andremo regione per regione. Mi piacciono questi ingredienti, Allora, posso dirlo? Sì, Mi sì. piacciono. Desiree ha avuto un'idea. Vero, vero. Ha avuto La vuoi un'idea. illustrare? Desiree. Illustrala. No, dilla tu. No, dilla tu. illustrala. Dai, dilla tu. No, non ti vorrei interrompere, No, stai dilla parlando. Dilla tu. La mia idea è quella Allora, di... l'idea è di viaggiare Viaggiamo. regione per regione in Italia. In Italia. E fare dei piatti regionali che non Ma- sono molto ma conosciuti. Che non sono molto conosciuti. È giusto, Bravo. per cui faremo il matarocco, che è un pesto crudo Taroccato. fatto a Trapani. Ah, a Trapani. O matarocco è a Maisara. Ok. A Maisara ti parlerà così, eh? Jackson me lo può dire. O chi san cose tinte, va, a Maisara parlerà così. Diciamo, E questa poi- R è un sì, po' sì. presente. E poi faremo il chicchi marchigiano. Mamma mia, Chicchi questo ripieno. chicchi, ragazzi. Ah, dato Mi che l'hai piace. fatto tu, spiegalo. Si fa con una buona base di tonno, diciamo. Perché lei che cosa ha visto? Ha Il visto tonno, il tonno. ragazzi, il Ah, che tonno. questo è un tonno filetto di tonno. No, veramente. Stiamo raggiungendo. Secondo voi è normale una cosa È del buonissimo. genere? questo Secondo tonno. voi è normale una cosa del genere? Posso dirti di qualità, Sì, sì, complimenti. buono, Complimenti al grazie. tonno. Grazie. Allora, iniziamo a preparare la base per il chicchi. Va Chicchi. bene? Di chi è? Chicchi marchigiano delle Marche, che si trovano in provincia di Sondrio. Dai, Iniziamo con la buona farina. Farina. Anzi no, facciamo latte, latte, 1. Acqua tiepida, acqua tiepida, 2. 2, Un poco di sali. sale, Anzi no, questo era zucchero. Zucchero. Forse. Zucchero era zucchero. E poi facciamo il lievito lievito. e lo facciamo un pochino È lievito madre? squagliare. No, figlio, questo suo figlio, sua madre non poteva venire. Lo facciamo squagliare un pochino questo Facciamo lievito. squagliare perché c'era l'acqua tiepida. Esatto. Dopo che il lievito è squagliato, cominciamo ad aggiungere la farina. La farina. A poco. Con calma. Cucchiarum. E cominciamo. Diamo un giro lento. Farina. Farina, Farina. farina, Mi canti la canzone di Farina? farina. Che è farina? C'è una canzone dedicata. Che è farina? Lo sai come fa? Te lo dico io. Farina, farina, farina. Che c'entra? Quella è Marina. Ti ma che voglio c'entra? al più presto in pasta. Farina, farina, farina. Non ne veniamo a Ti capo, voglio al ragazzi. più presto in pasta. Che devo Oh fare? farina mia, no, non impastare, non ti devi aggrumare. Oh no, 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 no. Te lo Me stampare. ne posso andare? Mi chiamate quando è pronto? Dai che poi me la chiedi. Poi finisce che mi chiedi Totino come fa la canzone quella là. No, non credo proprio, va Sì, non bene, ma credo comunque proprio. andiamo avanti. Stiamo, come vedete, aggiungendo la farina piano piano, step by... No, step, mi ci piace io sto step by step, picciolo.
È il concetto, capito? Il Cioè, è concetto. seguire le ricette. Concetto sarebbe il marito di Concetta, giusto? Basta, non parlo più. Noi ve lo ricordiamo, alla fine della puntata trovate tutte le ricette con le dosi, tutto, perché altrimenti le signore da casa dicono ma scusa, ma quanta farina ci sta mettendo? Ecco ma qua. quanto latte ci sta mettendo? No, ma e poi quanta diciamo acqua? tutte le ricette, ma tu quanta lo sai, quella... potresti dirlo tu che lo sai. Ma guarda, Capito? ma io sono talmente tante le ricette che non è che mi ricordo tutte le dosi, tutte le cose, Andiamo non a posso mettere un andare a pizzichino memoria. di sale Un pizzichino e di via sale, così. un pizzichino di scende. E intanto... E intanto E intanto impastiamo. impastiamo. Impastiamo, mentre questo ha già impastato e comincia a riposare, Sì, cioè così, guarda, eccolo. diamo una piccola lavorazione a questo nostro impasto, Ok, così, così. facciamo incorporare la farina che è rimasta. Bello, bello, all'interno. molto bello. Vedi? Stiamo preparando i chicchirichì, ragazzi. Chicchi. Solo 2 chicchì, senza richì. Mi dai questo? Chicchirichì senza richì. Chicchirichì senza richì, ti piace? Esatto, sì, mi sta piacendo. Mettiamo questo, sai che facciamo? No, Lo andiamo a coprire lo andiamo così. a coprire in maniera che così lui lievita, giusto? Esatto. Perché si sta sentendo la chef stellata? No, mi sto sentendo lievitata. Lievita. Si sta lievitando. A questo punto ci occorre Una chef una stellata. bella padella, like this. Che bello sto rumore. Bella, bellissima. Mettiamo qui, accendiamo, facciamo a tutta manetta mentre l'acqua comincia a bollire, perché poi ti dirò cosa faremo con l'acqua che bolle. Mandiamo questo a tutta manetta. Mi dai un po' di olio? Certo, a te, caro. L'olio, così. Andiamo a prendere queste verdure. Cos'è queste? Melanzane. Melanzane, Zucchine e peperoni e zucchina. Ah, che meraviglia, guarda, le metti così anche se con un po' di acqua non ci fa Sì, niente? no, anzi, ci favorisce quello che vogliamo noi. Bene. Perché queste le andremo a cucinare in agrodolce. Ah, Capito? bella. Così. Andiamo a completare questa ricetta. Sì. Mi dai il sale, Ma certo, a te. così. Poi prepariamo, guarda. Prendo questa piccola bolla. Sì. Mi dai quell'aceto, per favore? Eccolo qua. Por favore. Così, questa quantità, poi ve le dico esatte. Mi dai quello zucchero, por favore? Eccolo Un qua. cucchiaino, ci deve essere, qui devono essere i cucchiaini. Cucchiaino, tieni. Ecco qua. Uno, Ah, e fai l'agrodolce, quindi aceto e zucchero. Eccolo. poi vi do le dosi. Io ve le do tipo per 100 millilitri e poi voi ve le dividete da Certo, ne dovete fare di più, di meno, ci avete invitati, che ne so. Quindi saltiamo queste verdure in padella con un Certo. po' di olio. Olio, le facciamo andare e le copriamo. Lo facciamo andare così. Tra poco, Tra poco? dopo che sarà un poco andato, andremo a mettere l'agrodolce. Bene. Va bene? Ok. Per cui finiamo questo tipo di ricetta che ci servirà per il ripieno del nostro chicchi. Chicchirichì. Chicchi. Chicchi, senza richì. Guarda che facciamo. Prendiamo un po' di belle olive. Olive, queste Mi dai il verdi, coltello? verdi, questo. Sì. E cominciamo a fare questo lavoro qua. Ma non finisce qua, che ora noi andremo Sì. a Ah, sminuzzare proprio Sminuzziamo. vorticosamente così.
L'abbiamo sminuzzato così. Apriamo questo. Vuoi saltare un po'? Tu me l'hai insegnato questo, no? Vuoi che faccio? Vai. Brava. Brava! Ce l'ho fatta! Ciao ragazzi, vado, è troppo per oggi. E mettiamo le olive. Va bene, torno, dai. Torno subito. E torno subito. Mettiamo le acciughe, guarda. Bello, quindi allora, queste verdure, abbiamo messo l'agrodolce? No, ancora no. Ancora no. Prendiamo i capperi. Ok, Un poco li mettiamo così, guarda. ok. Così. E come ti avevo detto anche per altri ingredienti. E un po' li tritiamo. E un po' li tritiamo. Perché li tritiamo? Perché così esce l'aroma. La Lazio, brava. Così. E così. A questo punto ti sembrerà strano, Sì? ma aggiungeremo anche il tonno. Ah. Mi dai il tonno? Quel tonno bellissimo, Il questo tonno qua. lo andremo a sminuzzare così. Ah, lo guarda, sminuzzi, a quindi mano, senza proprio co- così. E adesso E adesso la mossa vincente. l'agrodolce, ragazzi. L'agrodolce. L'agrodolce, non mangiato autunno, l'agrodolce. È di qualità. E saltiamo. E saltiamo così. Mettiamo ancora del tonno. Mi fai la gentilezza che deve stare poco. Che devo fare? Andiamo a mettere il coperchio. Metto? Sì, vai. Togliamo un pochino di cose e passiamo all'altra ricetta. Secondo me consigli per i consigli Vi adesso. facciamo ora consigli per i consigli. Torniamo tra poco. Consigli per i consigli regionali. Regionali. Di regione in regione vi consigliamo i consigliani. I Stai consiglieri. dicendo, ragazzi, consigli per le pubblicità, dai. Desiree, mentre tu eri a giocare durante la Non pubblicità, stavo giocando, io ho ero preparato, qua, tu non stavi stavo giocando. Stavo preparando la linea. Stavi giocando, stavi? Preparando la linea La linea già era pronta. per la puntata di domani. Ah, di domani. Guarda Eh. com'è diventato il nostro composto. Mamma mia. Mi dai una Marisa? Guarda che meraviglia, guarda. Guarda com'è diventato. Come è diventato un impasto eccezionale di verdure, Visto? tonno, sapori, olive, un mix. Senti l'odore, ti prego. Aspetta che sento. Ecco, no, l'odore, non senti il mangiore. Ah, ho capito. Odore non è mangiore, va bene? Nel frattempo, ti dicevo, abbiamo steso questa bellissima. Oh sì. Bella. Sì. Molto. Allora, nella ricetta il parmigiano non ci andrebbe. Non ci andrebbe, Ma ragazzi. io perché glielo voglio mettere? Perché vogliamo osare. Io oso, i marchigiani mi diranno parolacce. Me lo mescoli ben bene? Certo, faccio io. Mentre tu mescoli, io ho già fatto il primo cerchio Ho e vado visto. a prendere la teglia con la forno di carta. Sai cos'è la forno di carta, no? La carta da forno sarebbe, La però va forno di bene, carta, insomma. dai. Mettiamo una dose di olio che ci servirà per l'unzione. Sì, degli inferni. come E si se chiama? fosse l'ultima unzione come sarebbe? Non lo dire, lascia stare. L'estrema. Ecco qua. Ecco. Prendiamo questo cerchio che abbiamo fatto così e lo Bene. andiamo ad adagiare in questo modo, guarda, e lo mettiamo. Eccolo bene. qua. And the spoiled Andiamo? that, mettiamo il condimento. Lo mettiamo così e ce lo andiamo ad appiattire. Ad appiattire. Lasciando un bordo che ci servirà Per a girare. fare la treccia di chiusura. Tu stai mangiando ancora. Molto buono. Buono, vero? Sì, molto buono. Molto buono. Ok. A Ok. questo punto mi dai l'altro impasto che Ci è vuole qui. il coperchio a questo punto, no? Esatto. Tipo una scacciata, lo posso dire? Più o meno sì, è questo. Però un ripiano particolare. Il ripieno è particolare, per questo sì, abbiamo deciso di fare queste puntate. No, ci siamo confrontati, dai, Sì, dillo. sì, regione- Te l'ho detto, c'era quell'altra che tu volevi fare che hai detto di no, a me non invece. piaceva, non mi Esatto. convinceva. Brava, brava.
Ok, hai visto? Sgrulliamo un po' Ok, e lo andiamo a mettere sopra. sopra, Così, a copertura. a copertura. In questo modo qua e ora andiamo a fare la treccia di chiusura. Diciamo che facciamo un po' di pulizia, così. Guarda. Sfarina un po', sfarina un po'. Fariniamo un poco. In this way. Ok, la metto qua e andiamo a comporre la treccia in questo modo. Bello, un giro. Tutto così, così, così. Puoi fare? No, fallo tu, No, me l'hai dai. insegnato tu. Vabbè, voglio vedere come te la cavi. Ecco, non mi vuoi dare vantaggi, giusto? È incredibile questa donna. Bene, dopo questa bella intrecciata andiamo in forno, No, giusto? prima andiamo A brillantare. questa dose di olio che serve proprio a darci colore e anche sapore. Sai, c'è chi lo fa che gli piace il salatissimo, che gli mette dei grani di sale grosso. Sopra? Sì. Che sai, è una cosa bella, non so se l'hai mangiata mai la bistecca mettendo Sì, il sale grosso. molto buono. Incontri quel chicco di sale che è tutto. Molto buono. E vado a mettere in forno. Allora, in forno una ventina di minuti? Anche 30 minuti Anche una trentina di minuti. a 200 gradi statico. Bene, siamo alla seconda ricetta adesso, Seconda giusto? ricetta, facciamo un piatto trapanese che sono degli Vai. spaghetti. Questo lo possiamo togliere. Sì, Questo lo accendiamo e accendiamo l'acqua. Così lo facciamo bollire. Allora, abbiamo del pomodoro per salsa. sì, Ok, prendiamo un coltello da taglio, che è certo. questo. Finito? Sì. Questo lo mettiamo qua. Andiamo a tagliare a spicchi questo pomodoro. Così, a 4 Così, spicchi. 4 spicchi. Così. Ecco. Prendiamo lo sfilettatore. Prendiamo lo Lo prendi sfilettatore. tu? Sì. E andiamo a togliere la pelle. La pelle, di la questo pelle. pomodoro, così. Che parte ci serve a noi, scusa? Questa della polpa. Questa? Sì, senza mangiare. Questa coi semi? Sì, ma senza mangiare. Sì, questo tutto. Anche i semi ci occorrono. Ecco. Come sono sti semi? Speriamo a Dio ti deve crescere il pomodoro nella pancia. Molto buono questo pomodoro. E abbiamo fatto questo. Abbiamo Questo tolto la lo mettiamo da pelle, parte, Poi lo bene. useremo anche per un brodo. Faremo delle altre E cose. andiamo, questo coltello non è buono, useremo questo. Ok, E andiamo a macinare così. Mi prendi una boule, per favore? certo. Eccola qua. Aspetta, tienila un attimo. La tengo tienila, io? Sì. Mettiamola qua. Questo togliamo, dammi la boule. Eccola qua. Facciamo questo passaggio così, guarda. Così ci tiriamo via Anche anche, l'acqua il di pomodoro, Il che è sughettino. fondamentale. Non è sughettino, si chiama acqua di pomodoro. Acqua di pomodoro. Sì. Qualche giorno ti farò una pasta in bianco con l'acqua di Con pomodoro. l'acqua di pomodoro. Mi dai dell'aglio? Certo. Qui ci dobbiamo andare pesanti. Con l'aglio? Sì. Perché it's typical, anzi io gliene metto poco. I giapponesi nella ricetta Abbondano con l'aglio? molto di più. Però lo facciamo proprio piccolo piccolo, guarda. Uno, guarda. Questo dà proprio il sapore, giusto? Certo. Senti, ma siccome lo dobbiamo assaggiare noi, ce ne mettiamo uno solo. Ma mettiamocene uno solo, dai. Ecco, facciamo così. Uno solo. Allora, Questo, poi aggiungiamo del pomodoro da insalata un altro tipo di pomodoro. e lo taglio diversamente. Questo con la pelle? Sì, Con la pelle. questo sì. Eccolo. Lo mettiamo dentro così, così abbiamo un contrasto di due sapori. L'acqua sta bollendo, adesso metteremo giù la pasta, così. Ecco. Mi dai
del Regan. Eccolo là, Certo, eccolo là. senti, sistemo giù la pasta intanto, che dici? Metti, La sì, metto? brava, brava. Il sale Vai. l'ho messo nell'acqua. La metto tutta questa, no? Sì, e va bene, dai. Abbiamo fatto questo. Cucchiaio, guarda, guarda. Sale. Ottimo olio. Ok. Ecco. E ora dobbiamo fare un'operation, my dear. Dai, ci sono. Ti Com'è? faccio vedere. Guarda. Guarda l'operation. Dammi una padella, se la prendo io. Non lo so perché quando ti dico dammi una padella mi Ma non mi viene dai di il prendere tempo, non mi dai neanche il direttamente. tempo. Bella, questa proprio è niente, un'insalata di pomodoro. Non la toccare così che deve buttare l'acqua di Deve pomodoro. buttare l'acqua, ragazzi, non la toccate, per favore. Guarda che facciamo. Che Dammi facciamo? un po' di olio A te, e lo mettiamo qua. certo. Così. Mi dai del Regan Eccolo. e lo mettiamo qua. Guarda, questa operazione l'hai vista fare mai? No. Andiamo a tostare, a soffriggere un po' l'olio. Appena vediamo che ci sono Che lui bollicine, si soffrigge. bollicine, Mettiamo cosa questo? Il pane raffermo? pane raffermo fatto a dadolata. Oppure, scusa, dadolata, chef, ho usato il termine sbagliato. A brunoise. Sì, Bruno, è una cosa vecchio. È caldo, è caldo. Ci siamo? Ecco qua. Bene, andiamo a tostare Andiamo questo, a tostare questo bel pane. questi tocchetti Nel di frattempo pane. che il pane si tosta, tutto quanto facciamo una pulizia, ci prepariamo all'impiattamento e all'assaggio. Tutto, siamo pronti, pronti. Allora, pronti, Daisy, guarda, pronti. questo l'abbiamo preparato, Sì, va bene? sì, E ce lo mettiamo in una bollina, così, sì, eccolo. qua, così. Ci Poi, sarà un po' di sapore affumicato, che è mamma la cosa mia. che rende la ricetta meravigliosa. Poi, Poi, questo lo togliamo, prendiamo la bowl dove abbiamo messo il nostro condimento, eccolo. questo è il cappero, va bene, così, vedi? E guarda che cosa facciamo. Dammi una pinza, Eccola. scoliamo così, guarda, così, Ah, scoli là direttamente quindi, Sì, nella bowl col senza pomodoro. fuoco. Giusto? sì, sì, così, così, qui e qui, è perfetto. Ottimo. Questo lo togliamo e questo facciamo così, guarda. E andiamo lì di mescolata. Sì, mi dai un po' di parmigianata. Eccolo. Metto Qua, su vai, così? Ti vai, prendo anche un pioggia, piatto nel sì. frattempo? Sì, vai. Basta così. Che piatto vuoi? Mi prendi un ovalino, quello... Barchettina? Sì, va bene. Ecco. È un piatto fresco, veloce e abbastanza semplice da fare, È devo buono. dire, no? L'importante è È questa, buono, non lo so, abbiamo questo assaggiato. massaggio. Non l'hai inventato tu. Eh, Non l'hai inventato tu, scusa. vediamo com'è venuta. Adesso impiattiamo. Impiattiamo. Mestolo, Dai. pinza. E voilà. Così. Posso dire che il profumo È inebriante quasi. è sì eccezionale? Quasi inebriante. Così. Ci siamo? Mi serve un poco il tuo tocco magico di quel Un po' di olio. Sì. Ah, ecco qua, così. E finiamo così, con i crostini. Questo di pane. è un primo piatto pronto. Meraviglioso. Allora, la seconda ricetta in forno, Andiamo giusto? a prendere la ricetta che La abbiamo in possiamo forno. prendere? Tutto, certo. Guarda che bella. Guarda che bella. Ma che meraviglia, Eh? ragazzi, meraviglioso. E a questo punto diamo una pulita e andiamo all'assaggio. Pronti?
all'assaggio. Pronti? Chiaramente cominciamo Chiaramente dal primo. cominciamo dalla pasta, questa qui alla trapanese abbiamo detto. Matarocco. Matarocco. Prendi pure un bel pezzo di pomodoro. Lo sto scegliendo, ci metto questo? E un po' di pane, croccantino. Se lo devi avere il croccantino. Sei stata brava, Desiree, è stata brava. Che l'ha fatto lei, l'ha fatto. È Ma fresco. tu come la conoscevi questa ricetta trapanese? Vabbè, uno studio Vabbè, prendi particolare. il pane. Questo, guarda. Come la conoscevi? Ho tanti libri di ricette Andiamo a avanti, casa. andiamo avanti. Ah, Aia. non li studi tu proprio personalmente. Vai, incomincia a tagliare la cosa, la E chicchirichi. questo non te lo levo? Vabbè, io lo levo. È l'unica soddisfazione che mi rimane. Togliertelo. Bene, adesso Ti lascia andiamo. quel certo non so che. Cosa che? Non so che di che cosa. Di che cosa? Questa in pratica Qui ci ho fatto il rappezzo perché sarà bucato. è la nostra scacciata, possiamo dire, però È diverso il condimento. Però il condimento è molto particolare. Aspetta, ti prendo questo. Questa mi dice. Buono? Ci piace? L'agrodolce, quel capperino. Dov'è che la facevano questa? Nelle Marche. Si Dobbiamo chiama andare? Chicchi, ripieno. Ci dobbiamo andare? Ci andremo, è la manzana legnata. Salutiamo, con questo assaggio salutiamo. Oggi abbiamo fatto Regione Sicilia e Regione Marche. Buona. La prossima volta ne faremo una sola, vediamo. Pasta con matarocco. 320 g di spaghetti o bucatini, 6 pomodori maturi, 6 spicchi d'aglio, 2 pomodori per insalata, basilico, 30 ml di olio evo, sale e pepe quanto basta. Cicci, ripieno. 350 g di farina, 12 g di lievito di birra, 30 g di olio evo, 70 g di acqua tiepida, 110 g di latte tiepido, un cucchiaino raso di zucchero, 5 g di sale. Per il ripieno 400 g di tonno sgocciolato, 200 g di oliva bianca, un peperone, una melanzana, una cipolla, 3 filetti di alici sott'olio, una cucchiaiata di capperi sotto sale, prezzemolo quanto basta,